Siamo con Fabrizio Breda all'interno di questo impianto che, come diceva il sindaco in sede di presentazione, scopre che prima era in disuso, adesso lo avete sistemato, quindi complimenti doppi. Grazie. Sì, siamo entrati in questa nuova struttura e ci piace perché comunque era un posto che era ormai abbandonato, e noi che siamo un'azienda che valorizza le eccellenze italiane, sia del Veneto certo, ma un po' di tutta Italia, dal produttore al consumatore, diciamo che ha un doppio vantaggio, no? Questa cosa qua, per cui ci piace molto, grazie. Siete tutti giovani, quindi doppiamente felici di questa iniziativa. I prodotti lavorerete online, ma anche, mi diceva, con la presenza. Sì, esatto, noi siamo già comunque attivi da 2 anni, lavoriamo per il 90% online tramite il passaparola sostanzialmente, quindi dal produttore al consumatore direttamente come un gruppo d'acquisto. Però adesso con questa sede qui riusciamo anche a essere presenti anche nel territorio, quindi con eccellenze italiane provenienti un po' da tutta Italia, e sicuramente sarà apprezzato. Ad oggi abbiamo circa 500 prodotti a catalogo, dai vini prodotti qua a San Martino, quindi qua della zona, però poi abbiamo veramente centinaia di produttori, piccole aziende agricole territoriali, quindi piccole produzioni locali, eccetera. E sì, si può spulciare, diciamo, online, ed è sempre in aggiornamento, ogni prodotto ha la sua storia. Da questo fabbricato saliamo. Si può salire? Sicuramente, si deve salire, assolutamente. Qui c'è un margine di sviluppo molto importante, per cui siamo contenti. Siamo sempre nelle aree collinari del Conegliano Valdobbiadene, passata, diciamo, la Valsana, quindi il comune di Miane, siamo arrivati a Follina, comuni quasi confinanti, ci mancherebbe, ecco. È bello vedere attività che crescono, che nascono e che appunto vanno a occupare quei posti che non erano utilizzati, erano chiusi, e quindi creare nuova vivacità anche a livello economico, a livello produttivo, a livello di aziende è sicuramente una cosa positiva. Poi tanto più se sono giovani che si impegnano e sono messi in prima persona a gestire la propria attività, e in questo caso andiamo a valorizzare le eccezioni che abbiamo, le eccezionalità nostre culinarie, quindi vitivinicole, ma anche del cibo, del mangiare, eccetera. È sicuramente una cosa positiva, perché l'Italia e il Veneto sono sicuramente è un paese e una regione dove si produce la qualità. Sindaco, siamo a Follina, come sottolineava nella sua presentazione, uno stabilimento che, come diceva, nuovo, che prima non era in uso. Certo, uno stabilimento che è rimasto fermo per anni, diciamo quasi abbandonato, che ha deciso di creare queste 4 unità artigianali, e per noi è un onore adesso avere tra l'altro questo tipo di attività, perché magari tante volte puntiamo a altri tipi di attività artigianali, però qui abbiamo le eccellenze d'Italia e quindi sicuramente darà lustro a tutta Follina. Il turista che comincia a girare e può trovare l'eccellenza del luogo, quindi credo che i ragazzi promuoveranno tanto quello che è il luogo, ma anche di tutta Italia, quindi lo straniero trova un po' di tutta Italia a Follina. Però poi ci hanno detto che faranno un piccolo spazio, quindi ben venga per il paese, per il territorio, e speriamo sia di buon auspicio anche proprio per tutte le colline UNESCO.